Signore, Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, il Salvatore che è venuto come luce nuova per la redenzione del mondo, sorga per rinnovare sempre i nostri cuori. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli, Gesù, è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare perché è stato generato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. Parola di Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Risuona il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro.
avevamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro, e parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, il Vangelo Giovanni che abbiamo letto ci presenta oggi i primi discepoli di Gesù, le prime vocazioni degli apostoli, alcuni dei quali furono prima discepoli del Battista e seguirono Gesù grazie alla testimonianza del loro maestro, indirizzando i suoi discepoli a Gesù. Giovanni, il grande precursore, sceglie di scomparire dalla scena a favore di Gesù, il Messia del Padre, lo sposo arrivato per la festa, l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia, dice il Battista, è completa. Egli deve crescere e io diminuire. Giovanni è consapevole della missione ricevuta. Il Vangelo ci mostra così la gioiosa esperienza che vivono gli apostoli di Gesù, i primi discepoli, e come la comunicano agli altri. Abbiamo adorato il Messia, dice Andrea al fratello Pietro, e lo conduce a Gesù. Sono i primi grandi incontri. Allo stesso modo il cristiano oggi deve essere messaggero di una notizia per i fratelli. Tutti noi potremmo avere delle occasioni per presentare in qualche modo, senza molte bandiere, ma con la nostra testimonianza, il Gesù nel quale crediamo. Allo stesso modo il cristiano deve oggi essere appunto coraggioso. Dio ci vuole testimoni di Lui e della buona novella del suo amore, e questa testimonianza deve esprimersi singolarmente e come comunità credente. Vivere questa testimonianza che comporta la fede non è qualcosa di opzionale, no, è semplicemente il mandato missionario che Gesù ha consegnato a tutti i suoi discepoli. Nessuno si nasconda, la sua responsabilità. Cristiani oggi comporta questo coraggio della fede che professa Gesù risorto e lo indica agli altri. È brutto vedere qualcuno che si vergogna della sua fede, ma succede. Se vogliamo davvero dimostrare che abbiamo incontrato il Messia, colui che dà senso, significato alla nostra vita e riempie di speranza il cuore dell'uomo, dobbiamo rendere eloquente la nostra testimonianza. Questa testimonianza la dobbiamo vedere, così diventa realmente eloquente per i fratelli. Dobbiamo testimoniare con gioia che Gesù non è solo un ricordo storico,
non è una figura del passato che ricordiamo occasionalmente, ma è una persona attuale, viva, presente nella nostra vita, è l'amico di ognuno di noi. Il Gesù della nostra fede è il Signore risorto, l'unica salvezza per l'uomo, l'unica salvezza per il mondo. Non ne abbiamo altre, non ne abbiamo assolutamente altre, è solo Gesù, il nostro Salvatore. E ricordiamo allora le parole di Pietro, gridate a Gerusalemme di fronte a tutto Israele: in nessun altro c'è salvezza, non c'è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvi. E questa è la nostra fede, in Gesù solo è la ragione della nostra fede ed è anche il fondamento della nostra speranza. Con il Natale Gesù ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Apriamo il nostro cuore per accoglierlo e per indicarlo ai nostri fratelli. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore, per le diverse chiese cristiane, perché rafforzino e affrettino i passi del cammino verso la piena unità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i pastori della Chiesa che sono chiamati a guidare gli uomini all'incontro con Gesù, perché vivano con umiltà e gioia il loro servizio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti sono alla ricerca del senso della loro vita, perché possano trovare quella pienezza e quella luce a cui anelano. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che sono sfiduciati e non hanno più speranza, perché ritrovino il gusto e la gioia di vivere e guardino al futuro con maggiore serenità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi che nel battesimo siamo diventati tuoi figli, perché con la nostra vita annunciamo la buona notizia del Vangelo. Preghiamo. Padre Onnipotente, accogli la nostra preghiera. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevande di salvezza. Come i pentiti accogli, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio e oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nel mistero adorabile del Natale. Egli Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò a esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e i santi, proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'argiare del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova
è mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutti consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati, della speranza della risurrezione, della tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo,
214. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque, è ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. Preghiamo. Sostieni, o Signore, con la tua provvidenza questo popolo nel presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponiamo sul nostro cammino aspiri con serena fiducia alla gioia che non ha fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, Con il tuo spirito. dica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Spirito, diamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Signore ci conceda una bella giornata, anche se non è proprio così. 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede
di grazia, noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria.